Il Consiglio dei Ministri aveva dichiarato lo stato di emergenza sullo stato di deficit idrico, coinvolgendo anche la Regione Veneto, con validità fino al 31 dicembre 2022. Il Veneto ha quindi deliberato con provvedimenti sullo stato di crisi idrica e sulle misure di contenimento del consumo dell'acqua. Il Comune di Adria ha quindi pubblicato l'ordinanza sul risparmio idrico e le limitazioni sull'utilizzo dell'acqua potabile, che resterà in vigore fino a fine agosto. Con questa si vieta il prelievo e il consumo di acqua pubblica per il lavaggio di cortili e di piazzali, il lavaggio privato di veicoli a motore, mentre gli autolavaggi potranno continuare la loro attività. È vietato anche l'utilizzo con scopi voluttuari, come le fontane, se non dotate di sistema di riciclo delle acque. L'acqua potabile della rete idrica potrà essere usata per uso domestico, non per l'innaffiamento dei giardini e dei prati, e la fascia oraria in cui sarà possibile irrigare i campi e gli orti escluderà l'orario dalle 10 alle 19. I gestori delle piscine dovranno prendere accordi diretti col gestore della rete idrica, mentre chi utilizza acqua svolgendo servizi pubblici dovrà limitare i consumi al minimo. Il Comune suggerisce di utilizzare l'acqua in modo razionale e corretto, evitando gli sprechi.